Correva l'anno 2011, mese di luglio. Roberto Pancera, all'epoca assessore al turismo e allo sport del comune di Venezia, era in vacanza come tradizione a Sesto Pusteria e da grande appassionato di tennis prenotò, visto la pioggia, un'ora di gioco nei campi coperti del circolo. Fu così che nacque un incontro tutto particolare che nessuno immaginava cosa avrebbe significato 13 anni dopo. L'attuale presidente dell'Arcom di Venezia sfidò niente meno che Yannick Sinner, il campione azzurro, all'epoca un bambino di 9 anni e 11 mesi. Ecco come andò a finire. Io ho giocato con Yannick Sinner nel 2011 la prima volta, con questo bambino dai capelli rossi, magrissimo, che avevo visto giocare in fianco mentre stavo giocando. Lui giocava con il papà e chiesi al papà se il giorno dopo potevo giocare con il figlio, e il giorno dopo ci trovammo e giocammo, e questo bambino scatenato in campo che tirava dritti e rovesci con una violenza inaudita, ricordo che mi batté 6-1, 6-2, e quando incontrai la mamma che venne a prenderlo all'uscita, gli dissi: signora, non so se si rende conto che siamo di fronte a un campione potenziale, perché io non ho mai visto nulla di simile. Da quel giorno Pancera è diventato un suo affezionato tifoso e non si perde una partita del suo Yannick. Di certo l'esplosione di questo fenomeno non lo ha sorpreso, anzi, peccato che in quegli anni selfie e video non erano così comuni come oggi e quindi non può avere una foto a ricordo di quell'indimenticabile incontro, ma quel match gli è rimasto scolpito nel cuore. Io a 10 anni facevo già tornei di tennis, a 12 avevo vinto i giochi della gioventù a Venezia, e quindi sapevo come poteva giocare un bambino a quell'età, e assolutamente non avevo mai visto nulla di simile, quindi non mi sorprende per nulla che oggi possa essere in procinto di diventare il numero uno al mondo. Lo aspettavo da alcuni anni e adesso finalmente penso sia giunto il momento.